ciclistica italiana e milanese puro sangue si augura di poter presentare il velodromo Vigorelli agli spettatori, agli appassionati di ciclismo in occasione dei campionati italiani su pista in programma dal 3 all'8 luglio. Allora, Santi Maria, a 100 metri il francese Mantour, gli copre le spalle Bombini che è stato il più multato per i fatti di pisticci, $500.000 di multa per Bombini. Oggi 3 uomini dal Tongo Colnago, l'attacco Santi Maria, Bombini e il belga Pevenage. Bombini ormai a 500 metri dalla conclusione, Santi Maria a 500 metri ormai dalla conclusione, Santi Maria eccolo ormai qui a Viale Borgoglio, mentre ecco il tempo 4 ore 40 primi 8 secondi. Torriani segue la fuga di Santi Maria, Bombini in terza posizione, in seconda posizione c'è Mantour, eccoci ormai sul rettilineo conclusivo, siamo ai 200 metri, ormai non ci sono più dubbi, è la terza vittoria di Santi Maria che ormai a 50 metri si volta, ormai può rialzarsi. Una vittoria importante non soltanto per Santi Maria ma per la sua squadra del Tongo Colnago che aveva bisogno del successo. La media 43,182, Mantour si rialza, secondo posto per Mantour, in terza posizione ecco un altro lombardo, si tratta di Bombini. Allora, primo Santi Maria, secondo Mantour, terzo Bombini e tutti e tre hanno alzato il braccio, il primo e il terzo per la soddisfazione del successo di tappa, il secondo Mantour per la delusione di aver iniziato prima l'inseguimento. Sprint per il quarto posto, ecco Chioccioli, il vincitore del Giro del Trentino, ma lo precede Fernandez, poi Chioccioli, poi Zappi, poi Pevenage e quindi Santoni. 49 secondi il ritardo di questo gruppetto. In ultima posizione si è piazzato il romagnolo Santoni, ecco la serie delle ammiraglie, ecco che arriva Gianni Motta, ormai dovesse essere prossimo all'arrivo del gruppo che ora seguiamo con la telecamera. Poi la maglia rosa è nelle prime posizioni, ha lavorato molto bene, c'è anche Freuler che è Freuler però è atterrato, però recupera ed è Freuler che vince su Mantovani, su Rosola, su Guerrieri e quindi su Pirard, ecco.